Censura. La tua radio. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie Lorenz, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siamo al Campidoglio in quel di Washington e J.D. Vance sta per giurare da vicepresidente, scusate, degli Stati Uniti d'America. Lo potete vedere sul canale 252, questo è lo streaming che viene fatto dalla Fox e la sala appunto in Campidoglio è piena. Vedete J.D. Vance insieme ai suoi figli e a sua moglie. Adesso ecco. Che supporterò e difenderò la Costituzione americana contro tutti i nemici interni ed esteri, che io dirò la verità e giurerò rispetto ad essa, che prendo tale obbligazione gratuitamente, liberamente e senza riserve. E che compirò il mio dovere fedelmente nell'ufficio nel quale sto per entrare, così mi aiuti Dio. Congratulazioni, ecco qua, J.D. Vance è il nuovo vicepresidente degli Stati Uniti d'America. La logica c'è, giustamente, prima giura il vicepresidente che ha il potere di succedere al presidente se questi muore o si dimette, per cui la logica, come vedete, è che prima deve giurare Vance, adesso sta per giurare Donald Trump. Secondo il programma della serata, ecco qua, signori, sta per giurare Trump. Il giudice John Roberts è quello che amministra, si dice, il giuramento presidenziale. La Bibbia è quella che la mamma di Donald Trump ha donato al presidente. Eccoci. Ecco qua, Donald Trump ha giurato ed è il 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Si è insediato, so help me God, così mi aiuti Dio. Tra l'altro Dio è stato invocato prima dei due giuramenti presidenziali, perché il cardinal Dolan, l'arcivescovo di New York, è intervenuto ricordando sia George Washington che Lincoln, che anche il generale Patton alla battaglia del Bulge. Dice: prega quando combatti, prega quando vivi, prega sempre. Ha invocato Dio citando Martin Luther King e così via. C'è stato poi il reverendo Jordan: preghiamo Dio perché guidi e dia saggezza a Trump e protegga Melania come First Lady. E vedete in questo momento che il presidente Trump sta ricevendo le congratulazioni di tutti i presenti. Naturalmente vedete una raggiante Ivanka Trump con un baschetto verde scuro dal colore e dal sapore anche molto inglese, diciamo così. Insomma, gli americani ste cerimonie le sanno fare bene. Melania porta con sé la Bibbia appunto della famiglia Trump e ora il presidente, ascolteremo l'esecuzione da parte della cantante
country Carrie Underwood insieme al coro delle forze armate e il United States Naval Academy Glee Club, America the Beautiful. The faithful lightning of his terrible smith sword is through his Ecco, in questo momento appunto i coristi stanno prendendo il loro posto. Va a sapere che dopo l'esecuzione di questo brano, America the Beautiful, potremo naturalmente ascoltare il discorso inaugurale del presidente Trump. Ecco, questo invece, contrariamente a quanto c'era sul programma, è già l'inno appunto di battaglia della Repubblica, the Battle Hymn of the Republic, e quindi tra poco ascolteremo il presidente Trump nel suo discorso inaugurale. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, lo speciale ovviamente in diretta dal Campidoglio in quel di Washington per l'insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha già giurato. L'amministrazione Trump dunque è pienamente in carica da ora fino al 20 gennaio dell'anno 2029. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with our glory in his bosom that transfigures you and as he died to make men holy, let us die to make men free while God is marching on. In piena gloria, nella beatitudine dei gigli, Cristo è nato al di là del mare, con una gloria che trasfigura te, nel rispetto che trasfigura che me, perché è morto per rendere gli uomini santi, allora moriamo per rendere gli uomini liberi, mentre Dio marcia alla testa. Questo, le parole appunto di Republic, l'inno di battaglia della Repubblica, appunto la Repubblica Stelle e Strisce, gli Stati Uniti d'America. Ecco qua, abbiamo ascoltato l'inno di battaglia della Repubblica e ora, se il programma è giusto, tocca a Donald Trump. Vediamo un po'. Fischi sono ovviamente di approvazione.
In America è uso fischiare per approvazione, da noi si usano per insultare. It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. Eccoci, 45esimo e 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. Trump. Cosa avrà da dire? Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, Qui sta salutando President chiaramente Biden, tutte le autorità, i Vice predecessori. President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. L'età d'oro dell'America comincia proprio adesso, direi che come titolo ci siamo. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the La envy nazione of every prospererà e nation, sarà and we rispettata will di not nuovo in allow tutto il mondo. ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. In ogni giorno della mia amministrazione metterò semplicemente l'America davanti a tutti. America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. Ci riprenderemo la nostra sovranità, ristabiliremo la sicurezza, ribilanceremo la giustizia. Finirà l'uso della giustizia come arma. A nation that is proud, prosperous, and free. L'America sarà una nazione orgogliosa, prospera e libera. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Più grande, più forte, ancora più eccezionale di quanto sia mai stata I sarà return to the l'America. presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world. And America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment. Ecco, allora sta dicendo che sostanzialmente l'America in questo momento si trova a contrastare anni di governo radicale e corrotto. In particolare l'America sta a questo vento di ottimismo, è un vento che toccherà tutto il mondo. At the same time, stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. Ecco, il sistema americano non riesce a garantire i buoni cittadini, ma protegge chi viene da istituzioni mentali, appunto, come si dice, manicomi o da prigioni da tutto il resto del mondo. Una bordata sull'immigrazione. Basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. Che sta parlando della protezione civile, quello che è stato fatto in North Carolina con l'alluvione l'anno scorso.
or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn. From weeks ago, without even a token of defense, they're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a Non public possiamo health system permettere, that does parlava not dei fuochi di deliver in Los times of Angeles, che anche disaster, gente yet more molto money is potente spent on it non abbia in any nemmeno country una anywhere in the casa, ed world. alcuni di questi And sono we have qui. an Dice, non education possiamo system permettere that che questo teaches our succeda. children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. Cambierà tutto a partire da oggi e cambierà molto rapidamente in questa nuova età. Lui l'aveva chiamata anche dell'oro. Ecco, vedete che c'è qualcuno che ha pure il cappellino. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. Le elezioni hanno cancellato il tradimento dell'altra volta, cioè quelle del 2020, e hanno restituito alla gente la fede nella democrazia. Che pugnalata a Biden, Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history. Ecco, qui sta dicendo sostanzialmente che l'integrità del governo verrà restaurata in toto, e che negli ultimi 8 anni Trump è stato oggetto di attacchi anche sotto il profilo giudiziario e non solo politico. Have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's Qualcuno ha bullet cercato ripped di through prendersi my la mia ear. libertà e anche la mia vita. Sta But I rievocando felt then and l'attentato believe dell'estate even more so scorsa. now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Sono stato salvato da Dio per rendere l'America grande di nuovo. Thank you. Melania, questo cappellone applaudo. Melania c'è un cappello che pare la sigla di chiuso. Per voi che state seguendo via radio, vi assicuro che è un cappello. Vabbè, andiamo avanti. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace Allora, noi for ci citizens muoveremo of con every molta velocità per race, riportare la fede, la fiducia, la speranza, la prosperità soprattutto, perché siamo un'amministrazione di patrioti. Liberation Day. Oggi è il giorno della liberazione. Lo sapevo, perché It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our come si è society, visto young dopo and old. queste elezioni, la nazione si sta rapidamente unendo dietro la nostra agenda, dietro il nostro programma. Urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. Abbiamo And avuto the soprattutto, popular e questo è vote molto won by importante, millions potente vittoria of people. nei 7 swing state, To the Black and celebrando un grande Hispanic trionfo. communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records. Grazie per l'affetto and e I la will fiducia not che mi avete forget it. mostrato votandomi. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you
in the years to come. Ho sentito le Today is vostre Martin voci Luther durante King la Day, campagna, and his lavorerò honor, con voi this will ora be a e great negli honor. anni che But verranno. in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Quindi avvereranno, realizzeranno i sogni. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never In America before. orgoglio, In everything we do, fiducia my e unità administration nazionale will be stanno inspired by a tornando strong in pursuit of auge. excellence and unrelenting success. We will not forget our country. We will not forget our Constitution. Non And ci we will dimenticheremo il not paese, non ci forget dimenticheremo la our Costituzione. God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. Allora, oggi It's firmerò all i about primi common ordini sense. esecutivi che saranno la restaurazione First, dell'America, la I will rimetteremo in declare a piedi e national naturalmente saranno una emergency at our rivoluzione southern completa per il border. paese. Altra standing ovation dal fondo. Ora sono quasi tutti in piedi. Allora, un discorso tosto, ragazzi. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens Allora, back tutti gli to the places tutti gli from which ingressi they illegali came. saranno fermati We will e noi reinstate by inizieremo appunto remain l'espulsione in di quelli che sono Mexico, entrati our illegalmente. Sono milioni e milioni. Quindi, come nelle previsioni prima del discorso, Trump annuncia la più grande espulsione. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Manderò l'esercito al confine sud per combattere la disastrosa invasione del nostro The paese. orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. E i vari cartelli saranno indicati come organizzazioni terroristiche, secondo gli ordini esecutivi che firmerò di tutti questi gruppi di droga, tutti i gruppi colombiani e così via, saranno considerate la stregua dei terroristi. Enemies Act of 1798. I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks. Ecco, appunto, devastating servendosi pride to dell'atto del US 1798 soil, including contro our i cities nemici and esterni, cities. il presidente Trump, senza passare dal Congresso, tra l'altro, potrà usare tutto il potere federale per compiere queste espulsioni, avendo nominato le gang criminali come appunto realtà terroristiche nemiche dell'America e quindi li potrà cacciare via dalla sera alla mattina. I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring Allora, down adesso costs poi and oltre a prices. questo si combatterà l'inflazione e la decrescita finanziaria. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Ecco, da oggi il baby drill perché viene dichiarata l'emergenza energetica nazionale e quindi l'America da questo momento risolverà la crisi energetica anche ricorrendo al petrolio. In Europa qualcuno dovrebbe ascoltare questo discorso. America will be a manufacturing nation once again,
And we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. Noi abbiamo la più grande quantità di petrolio e di gas, siamo una nazione manifatturiera, torneremo ad esserla e ce ne serviremo di tutta questa energia. Again, right to the top, and export American energy all over the world. L'America ora deciderà anche di esportare la propria energia nel We will mondo. be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. E vai, sarà cancellato il Green New Deal di Obama e di Biden e inoltre sarà cancellato l'Electric Car Mandate. Ci potremo finalmente comprare ancora le macchine che vanno a benzina in America. In Italia non lo so, vedremo. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with your Ecco, vote. l'America tornerà a produrre automobili a un passo, a un ritmo mai visto prima e grazie a tutti i lavoratori dell'automotive per il voto che hanno dato a me, cioè Trump. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. Anziché tassarci per arricchire le altre nazioni, saranno le altre nazioni a tassarsi per arricchire noi. We are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. Ci sarà questa agenzia appunto delle entrate estere che raccoglierà i soldi delle tariffe e dei dazi. Competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. Questo è il Doge di Musk, dice, il Dipartimento dell'Efficienza del Governo. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Da questo momento niente più censura in America e libertà di parola assoluta, dopo anni e anni di abusi da parte del governo federale. Il woke è finito. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. Something I Mai know più something il potere about. dello Stato sarà usato per We will not allow that perseguitare to happen. It will oppositori not happen politici. again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of Riporteremo law. la giustizia a essere corretta, ugualitaria e giusta secondo la And we are Costituzione. going to bring law and order back to our cities. Riporteremo legge e ordine nelle nostre città. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. Questo weekend salteranno le norme che permettevano al governo di ingegnerizzare il gender e il woke We nella will vita forge a pubblica. society that is colorblind and merit-based. La nostra sarà una società insensibile al colore della pelle e basata sul merito. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. E per legge ci saranno due soli generi, maschio e femmina. Questa sarà la politica degli Stati Uniti d'America. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with
full back pain. Riammetterò nelle forze armate quelli che non hanno voluto farsi il vaccino anti-Covid. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. E niente più immediatamente, niente più Our armed forces test will be fatti o free to sperimentazioni sui focus on nostri their sole militari. mission, defeating America's enemies. Il loro compito sarà solo quello di sconfiggere i nemici dell'America. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. La nostra forza sarà non data non soltanto dalle guerre o dalle guerre che diciamo così faremo finire, ma anche dalle guerre che eviteremo, ancora una volta come durante il primo mandato. Allora, My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. ecco cosa voglio essere, un costruttore di pace e uno che unifica, che riunisce le persone. The hostages in the Middle East are coming back home to their families. Gli ostaggi nel Medio Oriente stanno tornando a casa alle loro famiglie. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on L'America earth, si riprenderà il suo posto di inspiring the nazione più awe potente e and rispettata al admiration mondo. of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the In Gulf poco tempo of cambieremo il America, nome del Golfo and we del will Messico, lo restore the chiameremo name Golfo d'America. of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. Abbiamo poi il ricordo del presidente McKinley. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, Perché has appunto foolishly been McKinley given to ha dato the a Teddy country of Roosevelt Panama la after the possibilità di United fare States. tutte le grandi cose The United attraverso le States, tariffe, and I think of arricchendo this, spent gli more Stati money Uniti, incluso il than canale di ever Panama. spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Che è Canal. costato We 38.000 have been vite treated americane very nella sua badly from this costruzione. foolish gift that should have never been made. And Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way. Panama non shape, or tratta in form, maniera and that equa le navi includes americane the che anzi United vengono States Navy. sovratassate per il And above all, passaggio China e is Panama non ha operating the rispettato Panama le promesse e il Canal, and we trattato didn't con give cui it to China, we gave it to il Panama, canale era stato and we're taking it restituito ai panamensi e soprattutto c'è di mezzo anche la Cina, ovviamente, che gestisce in parte il canale. Pubblicità. In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation
one that increases our wealth, Ecco, expands our qui territory, appunto Trump sta builds our parlando cities, invece della raises our salute, per expectations, and cui i carries our temi di flag Robert Kennedy into new and Jr., beautiful rendere il paese horizons. più, And we will pursue our più in manifest destiny into salute. the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. E si impegna alla corsa a Marte, signori. Gli astronauti americani pianteranno la bandiera stelle e strisce su Marte. Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now, our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next Gli americani great sono un adventure popolo di esploratori, abbiamo nel nostro cuore lo spirito della frontiera. L'ambizione del resto è quello che è alla base di ciò che è la nostra nazione. A vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans push thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers. Gli americani hanno attraversato un grande paese, scalato montagne, attraversato deserti e superato pericoli mai visti prima, appunto per costruire questa nazione in questo enorme continente. E niente è a pari con la nostra storia. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Se lavoriamo insieme non c'è niente che non possiamo fare, nessun sogno che non possiamo rendere realtà. But as you see today, here I am, the American people have spoken. E come vedete, come ho detto anche ieri, il popolo americano ha parlato. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. In America l'impossibile è quello che noi facciamo al meglio, perché è chiaro che sarebbe stato impossibile anche solo immaginarmi qui davanti a voi. From Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. Il nostro paese è stato costruito da patrioti che hanno dato tutto quello che avevano per i nostri diritti e la nostra libertà. Officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Un paese di pionieri che hanno superato ogni ostacolo e non si sono mai abbattuti davanti a essi. Won 2 world wars, defeated fascism and communism. Hanno vinto 2 guerre, hanno sconfitto il fascismo, il comunismo e costruito autostrade. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. Dopo tutto ciò che abbiamo vissuto, siamo davanti alla soglia dei 4 più begli anni che vedremo nella storia d'America. We are one people, one family, and one glorious nation under God. Siamo un popolo, una famiglia e una gloriosa nazione sotto l'occhio di Dio. And every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will E ogni win bambino for che you. sogna per il suo You're going futuro, to sono win con like voi never e combatterò per voi. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before.
Negli ultimi anni abbiamo sofferto tanto, ma faremo in modo di rendere la nostra nazione più grande e più grande di prima. Fermeremo tutte le guerre e porteremo un nuovo spirito di unità al mondo. Saremo rispettati di nuovo. Saremo forti e vinceremo come mai prima d'ora. Non saremo intimiditi, non saremo colpiti. Gli Stati Uniti saranno liberi, sovrani e indipendenti. Sogneremo in grande. Perché siamo americani, il futuro è nostro e l'età dell'oro è già cominciata. Grazie a tutti. Un discorso, devo dire la verità, Lorenz, se vuoi puoi mettere in bassa frequenza, ecco, grazie Lorenz, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Nel frattempo ci ha raggiunto il buon Matteo Desio. Ciao Matteo, non so se tu hai fatto a tempo a seguire tutto il discorso di Trump. Posso dirlo, un discorso majestic, non c'è una parola in italiano per definirlo in altro modo, un discorso pieno di patriottismo, pieno di ottimismo, pieno di incitamento. Difatti al 340-670-9659 è arrivata adesso, sono arrivate alcune zappe, te le voglio leggere, aspetta un attimo, vediamo un po'. Trump, grande discorso, chissà se Meloni lo capirà e lo capiranno anche in questa fallimentare Europa. Sveglia, e quando Salvini da Trump? Discorso impossibile in Italia. Salvini da Trump non lo so, però c'è Paolo Borchia che è appunto in rappresentanza della Lega, che come Matteo Salvini ha detto più volte a Pontida, dice noi siamo amici dei repubblicani. Cosa sta adesso accadendo in Campidoglio? Fermi tutti. Dov'è il programma? Ve lo dico subito. Sì, allora, adesso ci sarà una benedizione del rabbino Ari Berman, presidente dell'Università di Yeshiva, l'imam Husham Al-Husseini del Karbala Islamic Education Center, il pastore Lorenzo Sewell della 180esima Church Detroit e il reverendo padre Frank Mann della diocesi cattolica di Brooklyn, e l'inno nazionale che verrà eseguito da Macchio, dal tenore Macchio. Lorenz, se mi riapri l'audio sentiamo cosa accade al Campidoglio. Momento di silenzio. Vediamo un po', tutto tace. Trump sembra quasi pietrificato nella sua espressione. Comunque ti dicevo, un discorso, caro Matteo, c'è con noi Matteo Desio, l'uomo appunto di Te la ridò io l'America, un discorso a tutto tondo nel corso del quale Trump ha menato fendenti a destra e a manca, ha detto no all'uso politico della giustizia, sembrava a tratti di sentire Berlusconi. Abolizione del Green New Deal, abolizione dell'obbligo sulle auto elettriche, i finanziamenti e così via. Ognuno si può comprare quello che vuole. Amber waves of grain, for purple America the Beautiful. Majesties above the fruited plain. America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Altro grande momento di emozione, Biden, l'ex presidente, si congratula.
Carrie Underwood stringe la mano a Trump, che si congratula, stringe la mano anche a Vance. Altra zappa che arriva, finalmente un discorso chiaro. Comunque dicevo, tra l'altro Trump ha detto chiaramente, dice, noi abbiamo dell'oro liquido sotto i nostri piedi e abbiamo le più grandi riserve di energia del mondo, petrolio e gas, e lo venderemo a tutto il mondo. Questo significa che se il petrolio scende a $10, qualcuno poi si sentirà male. È un discorso che ha fatto durante tutta la campagna elettorale, secondo me è anche un modo per monitorare quello che farà l'alleanza BRICS. Sì. Che più volte ha perché minacciato la supremazia statunitense. Lo stesso Trump ha detto che il BRICS non deve sostituire il dollaro come moneta dominante, quindi tutto quadra. Ecco le benedizioni finali, abbiamo il rabbino Harry Berman, eccolo qua. Almighty God, your prophet Jeremiah walked the streets of Jerusalem and blessed its inhabitants with the Hebrew words, Baruch HaGever Asher Yiftach BaHashem. Blessed is the one who trusts in God. Benedetto è colui che crede in Dio, sta rievocando il profeta Geremia, il rabbino Berman. Stands at a moment of historic opportunity. Americans are searching for meaning. Our merciful Father, help us rise to meet this moment. Bless President Donald J. Trump and Vice President J.D. Vance with the strength and courage to choose the right and the good. Siano benedetti Trump e Vance perché possano scegliere il giusto e il buono per il paese. Of service and sacrifice, and especially of faith and morality, which George Washington called the indispensable supports of American prosperity. Guide our schools and college campuses, which have been experiencing such unrest, to inspire the next generation, to pair progress with purpose, knowledge with wisdom, and truth with virtue. Ecco appunto i college che hanno dimostrato tutti i problemi appunto anche con la discriminazione verso gli studenti ebrei in questo periodo, che ci sia la saggezza, che ci sia il progresso. Ecco il ricordo dei tre ostaggi israeliani liberati ieri, le 3 donne. Almighty God, grant all Americans the opportunity to realize our shared dream of a life filled with peace and plenty, health and happiness, compassion and Dio contribution. Onnipotente, dai agli americani la possibilità di vivere una vita sana, ricca, piena di compassione e di condivisione e di unità. God's trust is in us, the American people. America is called to greatness, to be a beacon of light and a L'America è mover of chiamata history. alla grandezza e la May fiducia our di nation Dio è merit nel the popolo americano. fulfillment of Jeremiah's blessing, that like a tree planted by water, we shall not cease to bear fruit. May all of humanity experience your love and your blessing. Possa May it be tutta thy l'umanità will, sperimentare and let us say, il vostro amore e le vostre benedizioni, perché noi siamo Let us pray come un for our albero piantato con le 47th radici president. nell'acqua che non Heavenly smette di Father, we're fiorire. so grateful that you gave our 45th and now our Eccoli, 47th mamma. president a millimeter miracle. We are grateful that you are the one that have called him for such a time as this, that America would begin to dream again. We pray that we would fulfill the true meaning of our creed, that we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Qui abbiamo un'invocazione al fatto, questa è nella dichiarazione di indipendenza, che tutti possano riscoprire la verità evidente che tutti gli uomini sono stati creati e sono uguali. But by the content of our character. Heavenly Father, in the name of Jesus, we are so grateful today that you Ah no, will questo use è our chi è? 47th Lorenzo Sewell. president
so we would sing with new meaning, my country, 'tis of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my Il fathers Signore fa died, che land possiamo of the cantare che pilgrim's l'America pride. sia di From nuovo every la dolce mountainside, terra della libertà. let freedom ring, and because America is called to be a great nation, we believe E che that you regni la will make libertà this perché come l'America true. è chiamata a essere una So grande let freedom nazione. ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the Lasciate che Alleghenies suoni, of che squilli la Pennsylvania. tromba della Let libertà freedom dalle ring montagne, from the da, snow-capped come si Rockies dice, of dal Colorado. Nevada e Let così via. freedom ring from the curvaceous hilltops of California. But God, we're asking you not only that. Let freedom ring from Stone Mountain, Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Insomma, qua sta facendo tutto il recap della geografia americana. Esatto. Il Tennessee, Sembra- le colline della California, let the freedom ring, lasciate che risuoni la voce della libertà. We will be able to speed up that day. All of your children, black men and white men, Protestant and Catholic, Jew and Gentile, will be able to sing in the meaning of that old Negro spiritual. Free at last. Free at last. E che Thank tutti you, gli God americani, Almighty. indipendentemente We dalla are loro free at religione, last. possano If you cantare believe with the come negli spirit of the spiritual Lord dei is there is neri, liberty. finalmente Come on, liberi, put your finalmente hands liberi. together and give your great God great glory. E rendete gloria al vostro grande Dio. Applausi. Questi sono gli spiritual, Matteo. Esatto. Questo è proprio il discorso stereotipato del... Sì, tipo il principe cerca moglie, no? Esatto. Io lo so, è stato il Signore. Cioè, anche nelle parodie delle serie TV o film. Ecco qua, questo è il reverendo Frank Mann della diocesi di Brooklyn. In this sacred moment of the inauguration of President Donald J. Trump and Vice President J.D. Vance, we turn our hearts to you, seeking your divine assistance and Signore, abundant blessings vogliamo la upon tua this assistenza pivotal divina nel moment giorno in history. dell'insediamento di Biden e di We come Trump. before you with profound gratitude for the many gifts you have bestowed upon our land. Thank you for the Ti ringraziamo freedoms we dei tanti cherish, doni for the che strength of our hai communities, lasciato, and for the che hai donato resilience alla of our nostra spirit. terra. As our president and vice president embrace their newly appointed roles, we humbly implore that your everlasting love and wisdom will envelop them. Mentre Trump e Vance iniziano il loro mandato, ti preghiamo, Signore, che il tuo amore sempiterno li avviluppi. Citizens with fairness and integrity. May their hearts be filled with a giving spirit and sincere understanding Possano i for loro those cuori whom essere they riempiti represent. di uno spirito che May dona, they che be si fa beacons of dono. hope in times of uncertainty and prophetic voices in defending the dignity of all created life. E voci We profetiche pray for nella a spirit difesa of di tutte le collaboration to vite flourish in our create. government Quindi and anche across un our messaggio nation, sull'aborto. fostering an Non environment sarà where contenta la dialogue Harris. and heartfelt listening Chiama will Eric. prevail over division or discord. May each decision made by our president and vice president reflect the values of justice and peace. Possano le loro As we decisioni embark on riflettere this i new valori della chapter, we giustizia. also seek your comfort, O God, for those who feel lost or disheartened. E chiediamo In il this tuo time of aiuto anche per chi si transition, sente may perso your o light shine scoraggiato. upon them, reaffirming their belief in a brighter tomorrow. May we Perché si all strive to riaffermi lift one il another, credere in un futuro supporting our più fellow luminoso. citizens with kindness and empathy, recognizing that together we can overcome any adversity. Grant us the strength to endure, E capire che the tutti courage assieme to face possiamo our superare fears, qualunque and the avversità. clarity to Dacci see la the light forza that di andare remains, avanti. even when clouds of uncertainty may gather. Anche quando Inspire dovessero our new esserci delle leaders nubi to di be incertezza. champions for the vulnerable and advocates for those whose voices are often silenced.
May they pursue policies that promote the well-being of all, seeking to build bridges that will foster unity and belonging. Possano garantire As we il benessere di stand witness to tutti this e costruire inauguration, dei we ponti hold che fast uniscano to tutta the la faith, nazione, tutti to our noi. faith in the goodness of each of us and the possibility of change. We trust that with your guidance, O God, our nation can move forward to a future filled with promise, Riteniamo prosperity, che sotto and la tua guida, o understanding. Signore, potremo raggiungere come And nazione finally, un futuro pieno di promesse we lift our che si hearts avvereranno. in gratitude for the beloved parents of President Trump. Without Mary and Fred Trump, this day would never La be the benedizione miracle anche sui that genitori has di just Trump, Mary e begun. Fred. From their place in heaven, may they shield their son from all harm by their loving Possano protection, proteggere dal loro and posto in give him the strength paradiso to guide da our nation eventuali, along the da path tutti i mali che that will possano make colpire il America great Presidente. again. Let us go forth now with these words of President Trump's emblazoned on our hearts. As long as we have pride in our beliefs, courage in our convictions, and faith in our God, then we will not fail. We stand Finché avremo tall, coraggio we stand e proud, fiducia in ciò che crediamo because we are e ci Americans. muoveremo sotto And l'occhio di Americans Dio, allora kneel noi to God non saremo and to battuti. Will God not fail, alone. non verremo Amen. annientati. Bene. Ladies and gentlemen, please remain standing for our national anthem. Ecco, l'inno nazionale, abbiamo finito. C'è il tenore Macchio che sta per cantarlo, vedete? Ma dico io, ma senza cravatta, io scusate, sono esterrefatto, nemmeno Pavarotti avrebbe fatto una cosa così. What a proudly we have at the twilight's first gleaming, whose shine bright stars o'er the perilous wide, while the ramparts ramparts were so gallantly streaming. And the rocket ended, heaven's blasting banner, gave proof to the light that our flag was still there. For sailors and Va bene, direi che possiamo chiudere il collegamento con Washington. Gli Stati Uniti d'America hanno alle 18:57 minuti e 19 secondi, ora di Roma, le 12:57 minuti, anzi e 24 secondi, ora di Washington. Hanno un nuovo presidente, un presidente molto forte, un presidente che vuole che dice l'America è alla soglia, all'inizio di 4 anni d'oro, alla soglia dell'età dell'oro. E l'alba sta sorgendo su tutto il mondo, l'America ha la possibilità di cogliere l'opportunità dell'ondata del cambiamento come mai prima, ma prima dobbiamo essere onesti sulle sfide che dobbiamo affrontare. È stato un discorso a tutto tondo, è stato un discorso nel quale il presidente Trump quindi ha sostanzialmente bocciato tutte le politiche portate avanti da Biden nel corso di questi 4 anni, soprattutto sull'ambiente, soprattutto sull'energia. Trump ha parlato della nascita di questa nuova agenzia
delle entrate estere, che dovrà raccogliere tutti i soldi dai dazi che gli altri paesi dovranno pagare all'America, e soprattutto l'idea è che questi soldi dovranno servire a rendere l'America un paese più ricco, tutti più ricchi, un paese manifatturiero, niente più roba data in delocalizzazione o in outsourcing. Insomma, l'America è forte e in piedi, nella visione ovviamente di Donald Trump, vuole arricchirsi e vuole far sentire il suo peso nel mondo, per cui molto probabilmente le guerre che combatterà Trump non saranno guerre di carri armati, guerre di elicotteri, ma saranno guerre economiche, e probabilmente il fatto di invadere il mondo con il petrolio e il gas americano significherà proprio questo. Trump ha capito che l'America non ha più bisogno della sua sterminata potenza militare, se non in casi estremi. Le basta semplicemente guidare le sorti dell'economia mondiale. Matteo, che ne dici? Che alla fine è quello che ha fatto durante il suo primo mandato, e quando serviva ha utilizzato la forza militare anche come spauracchio, o come nel caso dell'assassinio del generale Soleimani iraniano, quindi proprio per piccoli atti precisi, piccoli momenti precisi. E ora giustamente ha capito che ormai si parla più di guerre economiche più che guerre militari, e quindi è finita l'era l'era democratica obamaniana, e Biden, che alla fine seguivano più o meno le stesse prerogative, ovvero di utilizzare attivamente la forza militare. Finalmente si parla solo, tra virgolette, di guerra economica. 30 secondi di stacco e torniamo tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E allora, rieccoci sempre su radiolibertà.net. Matteo, ci sei ancora? Sì. Perfetto. Programma, tra l'altro, ripeto, all'insegna della grandeur, all'insegna forte del sovranismo, perché rivendica la sovranità degli Stati Uniti d'America, il buon Trump, e mi sembra che sia abbastanza chiaro come concetto. Questo che cosa può significare per l'Europa, ma soprattutto che cosa può significare all'unica leader europea che è presente in quella sala, cioè Giorgia Meloni, perché vi vorrei ricordare che il re d'Inghilterra non è presente perché Re Carlo appunto non ha la salute per poter compiere un viaggio internazionale come quello. Ha mandato suo fratello, il principe Edoardo, ma non c'è Keir Starmer. Questo dice una cosa gravissima sul rapporto speciale tra Stati Uniti e Inghilterra. Che ne pensi tu? Esatto, sembra veramente che il primo ministro inglese preferisca buttarla sull'ideologia piuttosto che continuare un rapporto di amicizia che è molto profittevole anche per la stessa Inghilterra. Appunto. L'altra cosa è anche il piglio decisionista che Trump ha mostrato nel corso del discorso, perché lui ha detto chiaramente che gli ordini esecutivi sono ordini che verranno firmati praticamente da ora, e nel corso di questa settimana lui sta per distruggere, praticamente cancellare tutto ciò che è stato in fondo alla base dell'amministrazione di Biden, anche quando ha detto che manderà l'esercito a presidiare il confine con il Messico, anche quando ha detto appunto tutto quello che cancellerà a proposito di Green Deal, tutto quello che ha detto anche sulla questione del gender. In America ci saranno solo 2 gender, maschio e femmina, basta, finita anche questa storia, finita l'epoca del wokismo, finita l'epoca dei dirigenti che facevano mettere i distributori di assorbenti dentro i bagni degli uomini, perché in America abbiamo assistito anche a questo, o dell'italiano di dire o dell'inglese di dire spokesperson anziché spokesman, perché spokesperson è più impersonale, non si accenna al sesso delle persone, o quando si diceva che le donne sono
persone con un buco speciale. Ridurre una donna a un buco è la cosa più fascista che io abbia mai sentito in tutta la mia vita, veramente. E lo ha fatto tutta gente che in teoria si diceva femminista, che si diceva alla tutela di questo e di quell'altro diritto. L'economia, appunto, abbiamo già detto, tutta la questione di drill, baby drill, e naturalmente l'idea di produrre in casa, soprattutto riprendersi l'automotive. Trump ha detto chiaro: noi siamo una nazione manifatturiera e in particolare, oltre a essere una nazione manifatturiera, noi produrremo auto come mai fatto fino ad oggi. Clamoroso, semplicemente. Secondo me sono due concetti molto importanti, perché sono innanzitutto questioni che ha ripetuto durante la campagna elettorale, soprattutto quella del petrolio. È una questione su cui ha posto molto l'accento Donald Trump, è anche stato attaccato, diciamo, dai media democratici, ma la questione delle auto è importantissima, perché rivela un approccio più autarchico, possiamo dire, più autarchico, però in senso positivo. È anche un modo per aumentare anche i lavori possibili negli Stati Uniti, è anche un modo per far primeggiare anche le proprie compagnie americane come Ford e come le altre compagnie, come Tesla, che sono alla fine nel mercato dell'auto, che in questo momento hanno perso molto terreno. Esatto. Diciamo anche un'altra cosa. A proposito di questo inauguration speech, di questo discorso iniziale. La cosa più interessante, anche questo dibattito sulla giustizia. Giuro, a un tratto mentre lo ascoltavo ho detto: questo non è Trump, questo è Silvio Berlusconi che è tornato da lì dov'è. Cioè, anche dire questa storia basta con l'uso della magistratura come un'arma, della magistratura usata contro gli avversari politici. Questo è un altro punto, credo, sul quale ci sarà molto da discutere, perché un premier che in Italia facesse un discorso del genere molto probabilmente si troverebbe sommerso di accuse e polemiche nel giro di pochi minuti. Esatto. Tra l'altro, appunto, alla fine è quello che è successo a Donald Trump, ovvero una giustizia a orologeria con vari casi montati. Stormy Daniels. Esatto, su castelli di carte, che alla fine si trattava di cifre, tra l'altro, per uno come Donald Trump, che è miliardario, ridicole. Si voleva proprio cercare, come è successo in Italia, lo scontrino, come è successo con Ignazio Marino, lo scontrino, piuttosto che pensare al programma, pensare alle cose, tra virgolette, serie. Ma mi è piaciuto molto l'inaugurazione, perché con tutti i leader religiosi delle varie categorie, quindi il rabbino, quindi tra l'altro anche il predicatore per la minoranza afroamericana, che con un discorso molto, molto evocativo. Sì, mancava solo Eddie Murphy. Esatto. Però mi è piaciuto perché è stato anche un modo per simboleggiare proprio l'unità nazionale, che deve essere sia politica, come Donald Trump vorrebbe, sia anche religiosa. Infatti. Aggiungerei anche un'altra cosa. Ecco, una delle cose che erano state discusse prima del suo insediamento, perché lui aveva accennato a questa legge del 1798, una legge che era stata fatta per combattere eventuali simpatizzanti della rivoluzione francese, perché pensate che questa legge è stata è stata promulgata 6 giorni dopo la nascita di Giacomo Leopardi, tanto per chiarirci. Ecco, questa legge poi ha subito naturalmente qualche modifica nel corso della Prima Guerra Mondiale, perché naturalmente è stata applicata nei confronti
dei sudditi degli imperi centrali, quindi i tedeschi, gli austriaci e così via, e poi è stata applicata nella seconda guerra mondiale contro gli italiani, i tedeschi e i giapponesi sul territorio americano. E naturalmente questa legge, diciamo così, è stata oggetto anche di discussioni se il presidente possa avere la possibilità di applicarla oppure no, perché presupporrebbe uno stato di guerra, ma gli Stati Uniti d'America non dichiarano formalmente guerra a nessuno dal 1941, dal giorno dopo Pearl Harbor. Però Trump sostanzialmente ritiene di poter applicare questa legge che, vi ripeto, permette al presidente di indicare un nemico e come tale applicare tutta una serie di norme che possono portare alla espulsione di tutti i cittadini che appartengono alla nazione nemica e possono essere tranquillamente cacciati. Infatti Trump ha detto che i vari cartelli della droga, quindi le varie organizzazioni criminali, saranno assimilate alle organizzazioni terroristiche e quindi come tali assoggettate a questa legge del 1798 e saranno dunque espulsi. E da oggi praticamente comincia questa opera di espulsione dei clandestini dal paese. Giorgio Guido Lombardi, che è il suo vicino di casa, che fa parte, diciamo così, del cerchio magico, lo possiamo definire così, attorno al presidente Trump, ha detto chiaramente, dice, perché una norma simile, perché una durezza simile? Perché gli immigrati regolari vanno lì e ti chiedono $15 l'ora. Esatto. L'immigrato irregolare si fa sfruttare per 5 e questo non è accettabile. Si fa sfruttare per 5 non pagando le tasse, non pagando nessun servizio, usufruendo anche molte volte, come abbiamo visto in passato, usufruendo delle tasse proprio dei cittadini americani, dei soldi dei cittadini americani, con le assicurazioni che erano regalate praticamente agli immigrati irregolari e non all'immigrato regolare, che invece deve anche sottostare a background check, deve anche sottostare a misure di sicurezza molto molto importanti che riguardano anche l'andare per esempio al consolato e dover dimostrare di non essere parte di nessun gruppo terroristico o criminale. Ci sono veramente tanti passaggi che un immigrato a cui deve prestare attenzione per emigrare poi negli Stati Uniti. Anche solo la questione del avere una persona sicura su cui potersi rivalere negli Stati Uniti è molto importante, se ci pensate, perché comunque capisci dalla persona che viene indicata che possibilità, che cosa potrà fare poi la persona una volta emigrata all'interno dello Stato americano. Ci sono veramente tantissime cose che l'amministrazione Biden ha lasciato per aria, ha lasciato per caso, sfruttando e aiutando gli immigrati irregolari a rimanere in maniera anche criminosa, sia per loro, sia per i possibili immigrati irregolari, in maniera veramente difficile e complicata la loro permanenza. Difficile e complicata per le persone comuni, perché appunto sono viste sfruttate utilizzando i loro soldi, sono viste anche con magari con l'assicurazione sanitaria pagata per l'immigrato irregolare. Abbiamo visto con tutto lo scandalo che ha coinvolto Luigi Mangione e anche gli americani normali, non criminali, che sparavano ai vari amministratori delegati. Comunque ci sono tanti problemi per il cittadino medio americano per poter fronteggiare a tutte le spese. Certo. Allora, dovremmo tra poco entrare in collegamento con il direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti. Vediamo un po' se arriva al telefono. Giovanni, ci sei? Ben trovato.
Eccomi, ciao Antonino, ben trovato. Ecco qua, il nostro direttore responsabile, ben trovato. Allora, come l'hai trovato sto discorso? Ma guarda, a me ha colpito una cosa che mi è sembrato il filo conduttore, quantomeno come impressione a caldo, e cioè il fatto che questo secondo Trump incarna un prepotente ritorno alla realtà, no? Sì. Un pensionamento definitivo, speriamo, per l'Occidente, perché poi riguarda noi quel discorso dell'ideologia, e un ritorno prepotente nella realtà. Per esempio, lui dice: con me finisce il Green Deal, no? Finisce la follia Sì. di smettere e mortificare intere filiere produttive in nome dell'ideologia e torniamo a trivellare. Che è una parola d'ordine meravigliosa, perché vuol dire produrre, no? Stare appunto nella realtà. Quando poi dice nella mia America esistono due generi, il maschio e la femmina, è proprio la sconfessione, no, del relativismo arcobaleno che moltiplica i sessi a piacimento, e di nuovo un ritorno nella realtà. Più in generale, quando parla di ripristino della potenza americana, insomma, è un ritorno alla realtà che ci conforta in quel caso. Il secondo elemento che ti volevo consegnare è che rispetto al discorso di insediamento del primo mandato, è un discorso meno cupo e più, diciamo, solare, e più, se vuoi, reganiano, con tutte le differenze che ci sono tra i due, ovviamente, e anche la maggiore beef retorica di Reagan, sicuramente. Però questo insistere su la frontiera, abbiamo fatto cose straordinarie, abbiamo addomesticato il vecchio Ovest, siamo andati sulla Luna, abbiamo vinto 2 guerre mondiali, non c'è niente che non possiamo fare. Questa apertura verso la moltiplicazione delle opportunità, che se vuoi culmina con l'allusione a porteremo le stelle strisce su Marte per la gioia di Musk, e mi è sembrato un discorso inaspettatamente ottimistico rispetto alla caricatura che si fa di Trump. Ecco. Sì, decisamente. Tra l'altro, bello anche nell'incipit, nell'invocazione fatta dal cardinale Dolan, l'arcivescovo di New York, quando ha ricordato proprio per Trump il generale Patton, il generale d'acciaio, quando appunto nella of the Bulge nel 1944 aveva detto ai soldati, dice: prega, quello che conta è pregare, prega quando combatti, prega quando respiri, prega quando vivi. Naturalmente quando io gli ho sentito dire prega quando combatti, mi è venuto automatico Trump quando si è rialzato dopo il mancato attentato di quest'estate, ha detto fight, fight, fight. Mi pare che questo spirito combattivo sia ben chiaro in questa amministrazione. Sicuramente ed è lo spirito che intercetta le corde vere anche prima delle divisioni politiche dell'America. Cioè, io sono fermamente convinto che Trump abbia vinto le elezioni ufficialmente quando ha fatto quel gesto che ricordavi tu, quel fight controintuitivo, no? Ti hanno appena sparato allo scoperto e lui gli ha avuto un colpo di reni tutto americano. La citazione di Patton mi ha sicuramente commosso, anche per come è avvenuta. In generale c'è anche un aspetto che ovviamente sottolineeranno poco, no? Perché non è che la smettono di, come dire, darci lezioni, secondo me coloro che non hanno capito nulla fino ad oggi già domani daranno lezioni sul perché è un discorso pericoloso, eversore, eccetera. Ma c'è stato invece anche a un certo punto un grande spirito di conciliazione. Lui ha detto non sarò un presidente divisivo, perché io voglio rifare i grandi dell'America, sarò il presidente di tutti gli americani. Cioè io capovolgerei anche qui la cosa. A essere divisivi sono stati loro, cioè è stata quest'ultima elite democratica che era ormai palesemente scollata dal paese. E lui oggi invece è parso proprio un tutt'uno col suo paese, no? Col suo spirito. Questo insegna molto anche fuori dall'America. Ecco. Decisamente, guarda, ho una dichiarazione di Paolo Borchia, il capo delegazione della Lega che ha partecipato appunto all'insediamento di Trump. Ve ne leggo un pezzettino. Da Donald Trump un discorso concreto, pragmatico, molto chiaro. A differenza di quanto avviene a Bruxelles, sentiamo un leader politico che parla di difendere lavoratori e imprese. Dal contrasto all'immigrazione clandestina, sigillando i confini al superamento del Green Deal, liquidato con la semplice frase
potrete acquistare l'auto che vorrete, passando per la tutela della famiglia tradizionale e la difesa delle libertà, mettendo i cittadini sempre al centro dell'azione amministrativa. Un cambiamento radicale, come chiesto dagli elettori. Parole chiare e identitarie che fanno ben sperare per questi anni e devono essere un modello da seguire anche in UE per far tornare grande anche l'Europa. A questo punto però mi viene da chiederti, l'unico leader europeo in sala, Giorgia Meloni. Starmer non invitato e quindi il rapporto speciale tra UK, Regno Unito e Stati Uniti d'America mi pare che per ora lo possiamo mettere da parte. Ma non è che niente l'Italia ha davanti a sé l'occasione d'oro di diventare paese guida del vecchio continente? Assolutamente sì. Se vuoi, ovviamente il rapporto speciale con la Gran Bretagna è radicato in una storia che non staremo a riepilogare, non viene meno solo per un contrasto di leadership. Però Gran Bretagna a parte, sul continente proprio, l'Italia ha veramente davanti una grande opportunità. Il fatto che oggi Meloni fosse l'unico leader europeo presente è solo positivo per noi, perché dobbiamo metterci d'accordo. C'è tutta questa retorica per cui il pericolo è che Trump interloquisca con gli stati a sé stanti e non con l'Europa. Ma l'Europa, come diceva Kissinger, e Trump secondo me la pensa così, chi è? Cioè Kissinger diceva: se io devo chiamare l'Europa, non ho un telefono da fare, questa entità, per come l'hanno costruita, soprattutto astratta, brava a dirigere come si devono coltivare i campi, no? E che misura devono avere gli ortaggi, ma che non rappresenta dal punto di vista storico-politico qualcosa di effettivo. Meglio, molto meglio, avere un rapporto preferenziale con quello che rimane il nostro miglior alleato e la più grande democrazia liberale del mondo. Quindi sì, è una grande occasione, Meloni c'è, peraltro Salvini, come ha ricordato, è sempre stato posizionato vicino a Trump anche quando era svantaggioso esserlo. Come no? Quindi il nostro governo è assolutamente in pole position. Decisamente, tra l'altro appunto questo è quello che Giorgio Guido Lombardi ha detto proprio a noi, a questa radio, di Salvini. Salvini è sempre stato comunque considerato e appunto all'interno dei legami, dei contatti di Trump, proprio perché, come hai appena ricordato, Salvini era trampiano anche e soprattutto quando era sconveniente esserlo, per cui viva la coerenza, che è la cosa più importante, e soprattutto questo scopa, se mi posso permettere, anche con quello che Salvini ripete spesso, gliel'ho sentito dire io stesso a Pontida un paio di anni fa: noi siamo un partito amico dei repubblicani, quindi è poco ma sicuro c'è un legame tra la Lega e i repubblicani, c'è un legame tra la Lega, tra Salvini e Trump, non fosse altro che appunto Paolo Borchi è lì, mica è qua, è lì, e non è andato certo, voglio dire, in gita a Washington, è lì per una precisa ragione. Assolutamente. Io, se sei d'accordo, chiuderei da parte mia dicendo: bentornati nella realtà, è molto più bella la realtà dell'ideologia. Grazie, e da domani soprattutto state attenti alle offerte di fegati scoppiati 3x2. Ci sarà un'impennata fuori controllo, ma altro che l'inflazione a cui deve rimediare Trump, sarà una cosa fuori controllo. Sì, meglio di Capodanno. Pom pom pom. Grazie al direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti. Buon lavoro Antonino, grazie. Grazie ancora. Allora, Matteo, mi pare che Giovanni abbia le idee pure lui belle chiare sul tema, che dici? Sì, siamo tornati, come diceva anche Paolo. Paolo Borchia, sì. Esatto, proprio nel pragmatismo, e finalmente siamo in un periodo storico per gli Stati Uniti in cui il presidente non attacca gli elettori avversari. Trump, a differenza di Biden e Harris, non ha mai attaccato i democratici, nel senso come popolo americano, elettore dei democratici, ma ha sempre attaccato l'elite politica, giustamente essendo anche avversaria politica dei democratici. Questa era, secondo me, una grande differenza da sottolineare nei due approcci proprio alla politica, ovvero un Trump che cerca di unirsi anche e cerca di farsi carico anche dei sogni, delle speranze, possiamo dire, anche dei democratici, anche di chi
degli elettori che non gli hanno dato in quel caso fiducia, però non vi è mai un attacco diretto ai loro confronti. Senti, ti voglio leggere un messaggio dal nostro Fabio da Vercelli al 340-670-9659. Se volete intervenire a commento di questo speciale dedicato appunto all'insediamento di Trump, 0292947222 da questo momento. Allora, Fabio da Vercelli scrive: ciao Antonino e Matteo, stasera prima di ascoltarvi ho fatto una panoramica veloce in TV durante il discorso di Trump ed è uno scoppiare di fegati da Mediaset a Sky passando per la 7, sintomo che anche coloro che stanno in coalizione con noi, leggi Forza Italia, continuano a preferire chi ci ha portati in questa situazione globale. Qui la Lega deve essere furba a capitalizzare il più possibile, altrimenti restando al 9%, anche qui non cambierà nulla. Ma io credo che questa rivoluzione del common sense, del senso comune, del buon senso, del ritorno a una vita... Cioè, alla fine sai qual è il fatto? È che Trump, questa cosa l'ha scritta, pensa, nell'81 Roberto Gervaso in Spiedi e Spiedini. Spiedi e Spiedini è un libro pubblicato alla Rizzoli, se vi capita in qualche libraccio o ancora in qualche libreria di sicuro si trova. Ecco, lui faceva i ritratti dei potenti dell'epoca e lui parla come si dice, dell'America, dell'elettore reganiano. E dell'elettore reganiano dice questo: l'America che va in chiesa la domenica, mangia bistecche, mangia hamburger, legge selezione, sa che il Papa è a Roma ma non sa dove è Roma. Un'America che ha poche idee però ce le ha chiare. Ecco, è questo fatto. Loro, purtroppo c'è questa idea che l'America sia New York. Ma New York è New York per quelli i soliti nomi che noi vediamo che scrivono sui giornali italiani dall'America e ci spiegano, correggimi se sbaglio, e ci spiegano che qua, che là, che vanno ai party, che vanno a questa, a quella. L'America dietro New York è un'enorme sconfinata pianura con anche, alcune montagne di paesi e paesuzzi. Ma richiamando anche solo gli eventi recenti, New York e Los Angeles sono due città completamente diverse. Una è la metropoli come viene dipinta, come piace a noi, tra virgolette, nel senso collegata anche con i mezzi pubblici, eccetera. Invece Los Angeles è proprio una distesa anche piena, purtroppo, di tantissimi senza tetto che sono in difficoltà. Ed è proprio sia New York però e Los Angeles raffigurano proprio quegli Stati Uniti più crudeli verso il prossimo, perché entrambe le grandi città purtroppo sono costose e in questo momento hanno un welfare, nonostante i democratici americani hanno un welfare non adatto alla popolazione. Ma l'America è, come dicevi tu, enorme, piena di anche le grandi città sono veramente diverse fra loro. È un po' come mettere insieme il sud dell'Italia con il nord. Sono insieme perché siamo collegati allo spirito patriottico, però come città e come ambienti è veramente una distesa per gli Stati Uniti totalmente diversa. Ricordiamo che non è quello che vediamo solo nella cartina geografica. La cartina geografica è ridotta in scala. Per loro un viaggio in macchina di 4 ore rischia di rimanere sempre nello stesso stato. Quindi parliamo di uno stato, di un paese che è molto, molto diverso fra loro, e questo messaggio di Donald Trump di unità nazionale, di unità di intenti è molto importante. Sì, indubbiamente. E aggiungerei anche un'altra cosa. L'America non è, vedete, anche questi richiami continui a Dio che sono stati fatti nel corso di questa cerimonia, no? Molti diranno, vabbè, ma è una società che si basa sul dollaro, come si fa a parlare di Dio? L'America è credente, cioè se uno dice che l'America è una società materialista, perde proprio il senso di una società come quella. In realtà loro nella testa hanno sempre questo spirito dei padri pellegrini.
spirito che si è certamente affievolito da Bill Clinton in poi, perché il presidente insomma ha mostrato di non essere quella guida morale che dovrebbe essere per il puritanesimo un po' ipocrita e bigotto tipico dell'America appunto figlia dei padri pellegrini. Ma lo spirito degli esploratori, quello c'è ancora. Il fatto che Trump ora abbia lanciato la corsa a Marte, se volete, anche riecheggia la corsa alla Luna, la corsa allo spazio degli anni 60. E il fatto di dire gli astronauti americani pianteranno la bandiera a stelle e strisce su Marte non è soltanto un'immagine che fa presa sulla gente, ma è anche una chiamata miliardaria e che può produrre soldi su soldi su soldi e che può produrre tecnologie che noi nemmeno riusciamo a immaginare adesso, proprio in virtù del fatto che tu ti lanci verso un obiettivo spaziale. È inutile che stiamo a fare discorsi. Le più grandi tecnologie sono nate proprio con l'esplorazione allo spazio. Esatto, il Anche il computer che materasso stiamo memory. usando, il computer, la rete che stiamo usando, i telefonini, gli smartphone, tutta sta roba qua è figlia della corsa alla Luna. Provate a immaginare la corsa allo spazio, alla corsa a Marte, che cosa potrà generare. 10 secondi di pausa, poi torniamo dopo il jingle. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Che serata adrenalinica, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, qui a Zoom per questo speciale Trump. Matteo De Sio, Antonino Danna al microfono con voi. E allora, tra 5-6 minuti dovremmo avere la possibilità di parlare con Giorgio Guido Lombardi, perché Giorgio Guido Lombardi, io l'ho sentito oggi pomeriggio, mi ha detto che lui prima aveva un altro impegno, però potrebbe esserci dopo le 19:35, quindi vedremo insomma se riusciremo a entrare in contatto con lui e ad averlo in diretta per un breve commento anche di questo discorso di insediamento. E c'è un altro fatto, il rapporto con l'estero, l'America che si riprende il suo posto, l'America che non deve avere paura di niente, e questo significa che Pechino e Mosca sono avvisate. Esatto, non è più, diciamo, un atteggiamento passivo a quello che mettevano in atto sia Pechino con la sua aggressività, come abbiamo notato più volte contro le Filippine, contro il Giappone, contro Taiwan, ma come giustamente ha ribadito Trump, deve essere un'America che deve rimanere a fianco dei suoi alleati più importanti e anche rispondere a tono, ma anche passare all'offensiva. Esatto, passare all'offensiva, che però, attenzione, non sarà un'offensiva di battaglie. E io credo che una delle prossime sorprese sarà molto probabilmente la fine della guerra in Ucraina, sarà un qualche annuncio a sorpresa che avremo nei prossimi giorni da parte del presidente Trump. Un'altra cosa che però mi lascia un po' così, lui stasera ha molto celebrato il fatto della restituzione dei primi ostaggi da parte di Hamas. È altrettanto vero però che al settimanale Time, prima di entrare in carica, aveva detto: io non voglio che fra 2 o 3 anni ci sia un altro, come si dice, un altro 7 di ottobre, non voglio che ci sia, non voglio che si ripeta nemmeno su larga scala, per cui la mia idea è che comunque ora come ora, a questo punto, Netanyahu abbia mano libera per colpire l'Iran. Può essere, secondo me, appunto, come anche nel primo mandato, cercherà giustamente di far evitare che gli stessi requirements, che gli stessi avvenimenti poi si ripetano. Nel suo primo mandato ha cercato di trasferire parte dei palestinesi in un'altra zona per cercare anche di, quindi perlomeno, dato che vi era l'impossibilità di fare i 2 stati in questo momento, perlomeno di dare casa alle persone più in difficoltà. L'Iran, tra l'altro, ha dimostrato di essere aggressivo nei suoi confronti personalmente, con vari
con vari hacker, con varie metodologie per cercare di mettere proprio in difficoltà la sua campagna elettorale e anche la sua vita personale, anche la sua incolumità personale. Quindi speriamo che l'Iran subisca un colpo duro, speriamo non militarmente ma economicamente, più che fa meno male direttamente per la popolazione civile, però deve essere un Iran che deve ritornare, diciamo, al posto suo, diciamolo in maniera Ma è volgare. chiaro che se tu cominci a invadere il mercato dell'energia con l'energia americana e poi domanda e offerta sono quelle, cioè se il prezzo del petrolio dovesse crollare veramente a $10 al barile o addirittura $5 al barile, e questo significherebbe il tracollo per un paese come l'Iran. Esatto, è anche un Anche modo... della Russia, perché lo ha detto nell'intervista a Time, dice io sarei riuscito a evitare la guerra in Ucraina semplicemente invadendo il mercato del petrolio, portandolo ben al di sotto dei $19 al barile, e questo avrebbe impedito alla Russia di reperire i fondi per poter combattere una guerra del genere. È anche un Questo dice modo... tanto dell'uomo. Esatto, secondo me è anche un modo per mettere pressione agli alleati del Medio Oriente che sono musulmani, come l'Arabia Saudita, che ha sempre avuto mano libera perché non vi era alcun modo, o almeno l'amministrazione Biden non ha provato in nessun modo a cercare di limitare l'influenza di un alleato così forte economicamente nella zona. Quindi anche è un modo per tenere tutti sotto controllo in maniera non violenta e assolutamente far ritornare, come tra l'altro assicurava durante la campagna elettorale, come ha minacciato anche più volte dopo la sua vittoria come presidente, il dollaro come moneta dominante nel mondo. Esattamente, anche perché oltre a questo Trump vuole investire su criptovalute naturalmente americane. Di questo ne parlavamo con Antonio Zennaro qualche settimana fa nel corso di Conto Corrente, lo spazio dedicato qui a Zoom come si dice, dedicato al mondo dell'economia. Senti, ma in tutto questo, insomma, direi che la storia ha voltato pagina. Sì, secondo me è stato uno dei casi in cui la storia ha deciso che il cosiddetto progresso è stato sbagliato, o perlomeno è stato gestito in maniera totalmente negativa da chi era in quel momento al potere, è stata una restaurazione, una sorta di restaurazione che non solo politica, ma anche per quanto riguarda i valori, perché in questo momento di difficoltà, giustamente Donald Trump ha deciso di limitare anche i possibili fattori di conflitto. Infatti, l'altra cosa, diciamo così, l'altra cosa è quella, è anche l'idea, insomma, che la società, il mondo, qualcuno dirà è un ritorno al passato. Io non credo che sia un ritorno al passato il fatto di dire ci sono solo due generi, il fatto di dire basta con questo wokismo. Cioè, mi sembra che sia il ritorno più che altro del buonsenso, tutto qui. Ma poi tra l'altro non è che sta vietando le procedure chirurgiche per la transizione da un genere all'altro, Sì. semplicemente sta vietando che un atleta biologicamente uomo possa partecipare nelle competizioni contro persone biologicamente donne, che quindi si trovano in uno svantaggio biologico importante, e abbiamo visto anche purtroppo nel corso degli anni come nonostante la transizione, nonostante l'utilizzo di estrogeni, quindi di ormoni femminili, tutti gli atleti che sono migrati da un sesso all'altro hanno avuto facilità seguendo quelli che hanno seguito una vita diciamo da atleta, hanno avuto una facilità anche nel poter stabilire record, nel poter vincere competizioni o rimanere comunque atleti di alto livello, mentre avevano difficoltà quando erano atleti del loro genere maschile.
Infatti, anche questo dovrebbe farci riflettere su questo, dovrebbe farci pensare un po' alla situazione attuale. Allora, si sono fatte le 19:38, noi vedremo insomma se riusciremo a entrare in contatto con Giorgio Guido Lombardi, vediamo un po', perché naturalmente, ecco qua, forse ci siamo, vediamo se ce l'abbiamo al telefono, vediamo se riusciamo ad averlo con noi, vediamo un po'. Sentiamo la regia quando Stiamo possiamo. collegando 30 secondi nemmeno. Sì, perfetto. Perfetto, allora 30 secondi e dovremmo avere anche con noi Giorgio Guido Lombardi. È stato veramente un discorso coinvolgente, discorso che ha fatto comunque appello all'America più profonda, io direi, l'America più patriota. Sì? Sì, buonasera. Oh, buonasera Giorgio Guido Lombardi, Antonino Danna al telefono, come va? Benissimo. Com'è andato questo discorso? Ma il discorso è un discorso epocale. Di sicuro. Ne ho dette di tutto e di più, si è fatto proprio, si è tolto tanti sassolini dalla scarpa, però è stato veramente un discorso, direi, molto presidenziale, molto serio. Infatti non è che ha sorriso tante volte, ha detto 3 volte no, io sono qui solo perché Dio mi ha salvato la vita, proprio Dio, e quindi io devo la vita a Dio, e quindi diciamo che è dona un bel po' diverso da quello che era 8 anni fa. È cambiato comunque nel corso di questi anni, io vedo. Questo richiamo alla giustizia, a un certo punto mi è sembrato Berlusconi quando diceva dobbiamo avere a fair justice under the Constitution, una giustizia corretta, equa secondo la Costituzione. Mi pare che i casi Stormy Daniels e altro abbiano pesato. Assolutamente sì, ma non è solo quello. Proprio come Berlusconi gli hanno buttato addosso, non so, 100 processi, quanti ne erano, la stragrande maggioranza basati su assolutamente nulla. E quindi infatti nel momento che lui ha vinto le elezioni, alcuni procuratori sono stati addirittura arrestati per falso, cioè delle cose proprio da roba da bulgara. Però purtroppo sono riusciti adesso speriamo riusciranno a cambiare alcuni di questi sistemi giudiziari corrotti, e vediamo di rimettere a posto anche la giustizia qui negli Stati Uniti, perché come in Italia, tu parlavi di Berlusconi, sì. Anche in Italia insomma c'è parecchio lavoro da fare, non solo la separazione delle carriere. Sicuramente. L'economia, drill baby drill, abbiamo dell'oro liquido sotto i nostri piedi, ha detto il presidente. Mi pare chiaro che l'America non dipenderà da nessuno nei prossimi 4 anni. Esattamente, infatti lui ha parlato del petrolio mentre attaccava l'inflazione che sotto Biden è andata su. Quando c'era Trump sì. L'inflazione era al 2%, 1, qualche cosa, e adesso con Biden è andato su. Loro dicono al 4%, però in effetti, cioè io sono andato a comprare 2 settimane fa le uova perché mancavano le uova, vado in negozio, $8 per una dozzina di uova, $8, cioè io non so cosa costa in Italia, ma qui di solito costavano 3. Appunto, no, costano assai in America. Da cose pazzesche e senza nessuna ragione. Quindi lui ha detto io abbasserò l'inflazione, e come lo farò? Prima di tutto limitando gli gli importi di petrolio, perché noi qui ce ne abbiamo abbastanza da vendere, abbiamo gas da vendere, abbiamo carbone da vendere, e poi con l'energia atomica eccetera rivediamo anche queste altre cose. Noi saremo esportatori di energia e no importatori, quindi nel momento che il petrolio va giù
va giù anche l'inflazione chiaramente. Io penso che questo è un discorso estremamente fattibile, non è che sono diciamo sparate No. come No, e mi sembra anche un discorso per certi versi da toni kennediani quando dice porteremo gli astronauti che pianteranno la bandiera americana su Marte. Assolutamente sì, perché da una parte, proprio mentre parlava dell'energia, ha detto e io smetterò immediatamente, subito, oggi o domani, tutti i sussidi alle auto elettriche, e quindi chiaramente a Elon Musk non farà piacere, però ha detto però metteremo degli uomini su Marte, possibilmente durante la mia amministrazione voglio che questo succeda. Quindi diciamo che si aprono le porte dell'esplorazione e però si chiudono le porte a quello che sono i sussidi ridicoli, francamente, alle auto elettriche, a tutto quello che è il fotovoltaico e tutte queste cose che costano 3 volte più di quello che veramente rendono. Quindi diciamo che anche questo è un grosso cambiamento. Penso che anche in Italia cambierà qualche cosa in questo senso. Lo penso anch'io. Un'ultima cosa, l'immigrazione, la legge del 1798 che verrà applicata per iniziare appunto l'espulsione a milioni di immigrati irregolari, quindi un Trump molto deciso anche su questo, l'esercito che viene mandato al confine. Cosa l'Europa può prendere da questo discorso, visto e considerato che peraltro l'unico leader europeo in sala era la nostra Premier? Esatto, io penso che questa è una condizione che darà via libera ai movimenti patriottici, come ce ne stanno tanti, non solo la nostra carissima Giorgia Meloni, però anche in Austria vediamo che la gente si sta rivoltando a questa invasione, e no, non è un'immigrazione, è un'invasione. La stessa cosa in Inghilterra, la stessa cosa in Francia, in Austria, in Germania, dappertutto. Quindi diciamo che l'Europa sta andando in questa direzione e prenderà spunto appunto da queste attività che Trump ha già detto che metterà in atto il giorno 1. Infatti già oggi in Illinois, in Chicago, la polizia, sapendo che avrà questa autorizzazione dal governo federale, ha già iniziato delle retate per tutto quanto quello che rimane rispetto soprattutto della criminalità organizzata, quindi di bande di narcotrafficanti che però adesso hanno preso il sopravvento in tanti quartieri. Quindi non solo, ma lui ha detto io darò autorità non solo alle polizie locali di arrestare senza andare a fare troppe storie chiunque è accusato di criminalità organizzata, parliamo soprattutto dei narcotrafficanti, ma darò autorizzazione ai militari, perché a cominciare da oggi io farò un decreto federale presidenziale che descrive come terroristi tutti coloro che fanno parte di narcotrafficanti. Quindi infatti cartels. Narcotrafficanti vengono definiti come terroristi e come terroristi vengono definiti come nemici in campo per quanto riguarda i militari. Se sei un terrorista e c'hai un'arma, io ti sparo. Non è che devo fare come la polizia, fermati, alza le mani, cioè, capito? Quindi denominare le associazioni dei narcotrafficanti come soprattutto i trafficanti di esseri umani, che è una cosa veramente ma neanche da Medioevo, cioè questo lo facevano i barbari, cioè, addirittura non voglio parlare di questo, però
diciamo, soprattutto i trafficanti di esseri umani, i trafficanti di bambini. Sì. Qui in America mancano 320.000 bambini che sono stati registrati quando sono entrati come illegali, sono stati registrati. Questi 320.000 bambini mancano all'appello, non si sa dove sono, quindi delle cose proprio dall'altro mondo. È giusto che bisogna andarci giù pesanti per smettere queste cose. Sicuramente. George, per finire, stasera si va all'Inauguration Ball o ci si vede alla Casa Bianca col presidente più avanti? Guarda, se mi chiedono di andare alla Casa Bianca per fare qualche rito di esorcismo, vado volentieri, ma a parte non ti sapevo esorcista. Sì, in gioventù ho fatto anche quello. No, diciamo che ce ne sarebbe bisogno. Io gliel'ho suggerito a Donald, gliel'ho detto un po' di mesi fa, gli ho detto: se vai alla Casa Bianca però mi raccomando portaci tre esorcisti, uno ebreo, uno cattolico e uno protestante. Cosicché... Mi sembra una buona idea, il Cardinal Dolan gliene può mandare uno. Esatto. No, a Casa Bianca io non ci vado e sto bene in Florida, tranquillo. Ogni tanto vengo qui a trovare gli amici come Marco Rubio, il National Security Advisor, Mike Waltz. E Sì. La cosa bella è che si è circondato di tutta gente della Florida, no? Quindi la Bondi, che è la Pam, che è anche sì. italiane della Florida. Ma è tutta gente che conosco bene perché stavano sempre lì un giorno sì, un giorno no alla Casa Bianca, quindi ci sarà da divertirsi. Saranno 4 anni d'oro allora, è garantito. Sono sicuro, spero che non succederà niente di serio. Penso che già il fatto che Hamas ha liberato questi 3 prigionieri, sì, che non è proprio quello che Trump aveva chiesto, perché lui aveva chiesto di liberarli tutti, quindi loro già hanno fatto un passo falso e penso che quindi non so come andrà a finire da quella parte del mondo. In Ucraina penso che si troverà l'accordo relativamente velocemente. Ma ora Netanyahu può attaccare l'Iran? Sicuramente, bisogna vedere se non c'è una rivoluzione dall'interno prima. Certo. George, grazie del tuo tempo, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a te e buona serata. Allora, noi abbiamo finito per questa sera. Matteo, che ne dici di questa conversazione? Molto, molto interessante, soprattutto perché ha descritto anche in maniera semplice per far capire anche a noi italiani quello che potrebbe succedere con questa legge che descrivevi in precedenza. Quindi finalmente personaggi come i cartelli della droga messicani che hanno spadroneggiato in lungo e largo, che permettevano di far passare il confine, tra l'altro, non solo ai loro membri di varie gang, ma anche alle persone normali che pagavano e magari erano pure cinesi che magari facevano la traversata atlantica, oceanica per arrivare poi in Sud America e passare poi per il confine con il Messico. Quindi sembra anche una mossa molto, molto, molto intelligente, molto che aspettiamo anche noi europei, anche per capire come potremmo anche noi cercare di dare una spruzzatina diversa. Una cosa che secondo me sarà molto, molto interessante da leggere sarà l'analisi per quanto riguarda anche il saluto militare di Donald Trump durante l'inno americano, mentre tutti gli altri avevano la mano sul cuore, lui ha fatto il saluto militare, sì, giustamente anche per rimanere diverso rispetto al resto delle persone, però è secondo me è un altro segnale proprio di un occhiolino, diciamo, alle tradizioni, ovvero alla difesa, esatto, alla difesa e alle forze armate che sono state, diciamo, sfruttate in malo modo durante l'amministrazione sia Biden sia Obama. Allora, con questo noi chiudiamo questa nostra diretta dedicata all'inaugurazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che 45esimo e ora
47esimo Presidente della Repubblica Stelle e Strisce. Grazie a Matteo De Sio per il suo tempo e per la sua disponibilità, sei sempre un signore. Grazie anche da me, grazie anche da Pier Vittorio, e che direi più. Grazie a Lorenz e a Sveva che in regia hanno prestato il loro impareggiabile davvero aiuto. Grazie ragazzi, perché è bello, vedete, questa è la bellezza della radio, l'immediatezza, raccontare le cose mentre succedono. Grazie a tutti voi per averci ascoltato, ci salutiamo con una canzone di Luigi Tenco, Vedrai, vedrai, del 1965. Appuntamento domani alle 18.05, trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che malgrado tutto, anzi no, ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, ve l'ha detto pure Trump. Vi hanno parlato Matteo De Sio e Antonino Danna. Buonasera.